Bene, allora la cerimonia prosegue con la consegna della medaglia di benemerenza, consegna che verrà effettuata dal sottoscritto, dalla Presidente della Regione, dall'assessore Torrenti, assessore per i corregionali. Noi scenderemo, tra l'altro, su questo mosaico che vedete posizionato sul pavimento, che rappresenta una parte del mosaico dei pavimenti della basilica, una riproduzione dei mosaici della Basilica di Aquileia, realizzato dagli studenti della scuola mosaicisti di Spilimbergo, un'altra eccellenza che sappiamo conosciuta nel mondo. Quindi procediamo in questo senso. Il segretario generale del Consiglio, dottor Viola, chiamerà ovviamente, oltre che i rappresentanti delle associazioni che hanno segnalato la nostra attenzione alle vostre personalità, verrete chiamati poi singolarmente. Bene. Buongiorno anche da parte mia. Iniziamo con l'ente Friuli nel Mondo. Prego il presidente dell'ente di affiancare i presidenti e l'assessore nella premiazione e iniziamo con un rigoroso ordine alfabetico, iniziando appunto da Bortolussi Ezio. Prego. Io leggerò un breve curriculum di ognuno e la motivazione del premio. Nasce ad Arzene, posso dire l'anno? Nel 1933. Dopo le scuole elementari inizia il percorso lavorativo che lo vedrà emigrante in Svizzera a 18 anni. A 20 parte per il Canada, prima a Ottawa, poi a Calgary e dall'84 definitivamente a Vancouver. Da semplice manovale diventa operaio, poi caposquadra, fino a fondare piccole imprese dedite alla costruzione di edifici in cemento armato. Fonda la New Way Forming, con la quale si affermerà tra i più importanti costruttori del Nord America. Le sue imprese occupano 800 dipendenti con un fatturato che ha oltrepassato i 100 milioni di dollari. È stato nominato nel 2005 Cavaliere della Repubblica Italiana, nel 2013 Presidente del Comites e cittadino dell'anno a Vancouver, nel British Columbia. È inoltre membro della Famiglie Furlane di Vancouver, presidente onorario del Friends of Ferrari e socio in numerose associazioni filantropiche. La motivazione è la seguente. Per le capacità imprenditoriali da lui messe in campo per lo sviluppo di una delle più importanti imprese edili del Canada, un risultato, il suo, frutto di competenza, passione e sacrificio, espressioni vere di una friulanità ben radicata e vissuta anche attraverso il suo impegno nella Famiglie Furlane di Vancouver.